Oggi un interessante convegno dove si parla di meeting e buona società benefit. Di cosa si tratta? Ma è un argomento che riguarda soprattutto l'intolleranza alle proteine del latte vaccino, una situazione che noi pediatri spesso ci vede confrontare non solo con i genitori, ma anche tra di noi. E questo convegno permette di utilizzare le varie intelligenze e il territorio, cioè l'università, la pediatria ospedaliera, la pediatria di libera scelta, in quanto ci stiamo confrontando sulle metodiche da utilizzare ed eventualmente, quando ci troviamo di fronte a una vera e propria intolleranza, quale tipo di latte utilizzare per rendere, diciamo, il bambino sempre più protetto e sempre non danneggiato da vari alimenti. Che dire, è una giornata di confronto, sta venendo fuori un dibattito notevole e il messaggio che alla fine sarà dato è di rendere i genitori più persuasivi nelle scelte e soprattutto avere la possibilità di utilizzare quei sistemi che oggi la scienza medica pediatrica ci mette a disposizione per rendere lo sviluppo del bambino sempre più libero da eventuali controindicazioni che riguardano l'alimentazione del latte. E oggi i relatori ci hanno proposto delle relazioni particolarmente interessanti sulle allergie alimentari e l'allergia alle proteine del latte-vaccino, però mi preme sottolineare, e questo lo facciamo quotidianamente nel nostro lavoro in reparto, l'importanza dell'alimentazione con latte materno, che è una delle basi che serve non solo per la migliore nutrizione del neonato, ma anche per prevenire queste forme di patologia che sono così frequenti nella popolazione infantile. Oggi abbiamo parlato di allergie alimentari, in particolare di allergie al latte vaccino. Sono delle patologie particolarmente incidenti come percentuale di diagnosi nei bambini e quindi soprattutto in età pediatrica. Ed è stata una bella giornata per poterci aggiornare sulle recenti linee guida e sulle nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche che il panorama della pediatria offre nell'ambito di queste patologie. Mi occupo di allergologia pediatrica, in particolare sia delle allergie respiratorie ma anche delle allergie alimentari, quindi seguiamo bambini non solo nel percorso diagnostico ma anche terapeutico di quelle che sono le allergie che più frequentemente colpiscono la popolazione pediatrica. Ecco, quanti sono i casi? Ci sono parecchi casi, in questi casi come vi comportate? Ci sono parecchi casi, le allergie sia alimentari che respiratorie sono in aumento, cerchiamo di accompagnare anche la famiglia in quello che è tutto il percorso, anche nella gestione dei casi più complicati di allergia alimentare, dove non c'è una tendenza all'acquisizione spontanea della tolleranza e quindi dobbiamo agire in qualche modo forzando il sistema immunitario. Parliamo del suo intervento particolarmente apprezzato dal pubblico, dai suoi colleghi. Oggi in questo congresso provinciale organizzato dalla Buona abbiamo discusso delle allergie alimentari. La collega Maria Lucia Fragapane, prima di me, responsabile dell'ambulatorio di allergologia pediatrica, ha parlato delle forme IgE mediate. Io, responsabile dell'ambulatorio di gastroenterologia, ho parlato delle forme e non IgE mediate. La situazione da Agrigento qual è? La situazione ad Agrigento è una situazione, come in tutte le altre parti del mondo, in crescita, di allergie alimentari sia vere che sospette, il più delle volte erroneamente sospettate dalla famiglia e dai genitori, che comunque meritano di essere indagate e sono in alcuni dei casi meritevoli anche eventualmente di test di provocazione orale allergica, anche in ambiente protetto, per escludere o confermare l'allergia, la presenza o meno dell'allergia.